non ci resta che andare adesso in Malga e aspettare che questi nuvoloni passino. Porca puttana, ai 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 ai. Buongiorno squadra, quello che andremo a fare oggi è il giro ad anello dei 3 rifugi. Toccheremo il Tolazzi, il Lambertenghi e il Marinelli, passando per lo Spinotti. Quindi via, si parte e vediamo un pochino com'è. Bene, allora anche il rifugio Lambertenghi toccato e adesso andiamo a imboccare il sentiero Spinotti. Allora, siamo arrivati all'attacco del sentiero attrezzato, ferrata, abbastanza discussa perché ho visto in molti video altri dire vabbè, l'imbrago non serve. Io ritengo che pubblicando video ho la consapevolezza che a vederli possono essere dall'escursionista esperto a chi fa i primi passi in montagna, quindi ritengo opportuno trasmettere il messaggio che la sicurezza è la prima cosa in assoluto. Ho portato appunto l'imbrago, ho portato il caschetto, adesso lo mettiamo su e iniziamo questa ferrata, quindi via, si parte. I don't wanna waste no time. No, I don't wanna waste no time. I feel how it's coming on, the end with the break of dawn, but your breath is the perfect song, alright. I don't wanna waste this high. Soon I'll be stuck at home with your number stuck in my phone. Wanna see if like me you were all alone, but it's all just a waste of time. Are your thoughts on me like my thoughts are on you? In Friuli Venezia Giulia l'anello dei 3 rifugi viene considerato un classicone, un percorso che almeno una volta va fatto assolutamente. Il sentiero si sviluppa lungo il versante meridionale del Monte Coglians, il massiccio più esteso ed elevato della nostra regione. Di fatto è la più imponente scogliera organogenea di età paleozoica oggi visibile in Europa. Con una lunghezza di 9 km e un dislivello in salita di 967 metri, ci permette di attraversare diversi ambienti regalandoci paesaggi spettacolari di rara bellezza. Il percorso è stato reso famoso grazie alla nota staffetta che si disputa ogni anno e che vede impegnati atleti provenienti da ogni dove. Bene, siccome una vera vetta oggi non c'è, il sassolino lo lascio nel posto secondo me più bello, cioè nel posto in cui quando arrivi fai wow, incredibile. E quindi no, adesso lo metterò qui e il sassolino ve lo mostro così appena perché non l'ha fatto prima, l'ho fatto io, che ultimamente ha lavorato parecchio, non è riuscita a disegnarne, quindi ne ho fatto uno molto semplice. Non mi metto a disegnare io perché sennò viene fuori un disastro, però insomma quello che conta è il pensiero. Lo lasciamo qua, chi lo trova lo porta su un'altra vetta. Allora, giusto per far chiarezza, siamo nella parte sopra il Marinelli e sul sentiero che porta al monte, ve lo mostro, quello lì, Floriz. E da qua il panorama non lo descrivo neanche, insomma vedetelo voi, è qualcosa di strepitoso. Prima di scendere verso il Tolazzi, ovviamente tappa imperdibile al Marinelli, birrettina e poi si riparte. Ecco vabbè, per essere sincero, poi mi sono fatto prendere la mano e una tappa a Malga Moraretto l'ho fatta, vino e formaggi ottimi, consigliata.
Completato il giro, ho deciso di accamparmi la notte in prossimità delle cascate del Rio Plumps, con l'idea, il giorno seguente, di raggiungere la cima del monte Ombladet. Io sono felicissimo, cioè era quello che desideravo e ci ho lavorato tanto, mi sono impegnato tantissimo. Non è una reggia, ma è quello che mi serve per essere felice. Cima Ombladet si eleva nelle Alpi Carniche subito ad ovest dei Monti di Volaia. Raggiungibile partendo da Collina, Sigilletto o Pierabek, è sicuramente una cima molto panoramica che purtroppo non sono riuscito a raggiungere causa situazione meteo avversa. Mi sono dovuto fermare una volta raggiunta Casera Monte dei Buoi. Bene, Casera Monte dei Buoi raggiunta, e è una casera che noi avevamo già fatto e pubblicato in un video, però è sempre un piacere tornare qua su perché la casera è veramente molto bella, non è difficile da raggiungere. Cosa c'è qua? Questo. Ed è tenuta veramente molto bene. È una casera che fra quelle che ci è piaciuta di più in assoluto, e direi che ha anche un sacco di posti letto, perché qua ragazzi ne abbiamo 2, 4, 6, 8, 10 posti letto, vabbè, materassi ciao, sombrandine. Sarebbe bello facessero almeno delle tavole, uno viene su col materassino, pazienza. Però sì, casera super, veramente carina. Eccola lì, guardate che bella. Questo inverno ho fatto il corso per prendere il patentino raccolta funghi, ma sono sincero, a parte i bolletus porcini e la volgarmente chiamata mazza di tamburo, per tutto il resto non mi sento pronto. Una cosa è studiarli sul libro, un'altra viverli sul posto. Se non sbaglio dovrebbe essere una russola cianoxanta, volgarmente colombina maggiore, ottimo fungo commestibile, carne cassante, le lamelle lardacee, fibrilinate e cappello verde violetto. Però io la lascio lì. Con questa meraviglia vi mando i dati tecnici e alla cartina tabacco. Grazie per essere arrivati fino qui, zaino in spalla e alla prossima, fate i bravi.